Buonasera a tutti ragazzi, stamattina come tutti quanti ben sapete c'è stato proprio uno sciame sismico con scosse fino a magnitudo 3,8, quindi diciamo che alle 11:36 è stata diciamo quella più forte in effetti avvenuta in Campania, quindi l'epicentro è a San Lorenzo del San, quindi in Irpinia, Avellino. Ci sono state veramente scosse a catena e sono state tutte quante sentite dalla popolazione. Avellino e province, addirittura pure a Salerno la gente l'ha sentita. Quindi diciamo che ad Avellino le scuole sono state tutte evacuate, quindi per oggi e per domani le scuole ad Avellino rimarranno chiuse, quindi come in altri comuni pure, Baianese, Valle Caudane e Montoro, quindi diciamo un po' tutta la zona di Avellino, le scuole sono state evacuate e diciamo sia oggi che domani non si andrà, quindi diciamo che è ancora in atto questo sciame sismico, quindi non vogliono far andare i bambini a scuola anche perché sembra che questo sciame sismico non sta passando ancora, quindi ancora poco fa ci sono state delle scosse non di, diciamo, di bassa magnitudo, ma comunque ci sono ancora, quindi gli esperti vogliono monitorare attentamente, diciamo, l'evolversi del fenomeno tellurico. Quindi diciamo che io ho controllato ragazzi sull'INGV e in effetti le scosse ci sono ancora e quindi secondo me fanno bene che domani le scuole stanno chiuse perlomeno dove sta avvenendo questo terremoto, diciamo, anche alle 13:53, magnitudo 2,1, eh, anzi 13:17, magnitudo 2,6, sempre San Leuccio del Sanno, quindi sempre Benevento, quindi la profondità sempre 11 km, quindi sempre molto basso, quindi pensiamo che Benevento poi sta vicino a Caserta, Avellino, Salerno, Napoli, diciamo più o meno sta una quarantina di chilometri da Caserta, da Salerno sono 48 chilometri, da Avellino di meno, da Caserta di meno, quindi la scossa si è sentita fino a Salerno, quindi stamattina pure qui la gente in strada domandava che cosa era successo, quindi figuriamoci da quelle parti lì. Quindi diciamo che sta continuando. In effetti l'ultima è avvenuta poco fa, quindi 14:58, magnitudo 1,1, quindi sta continuando, diciamo 1,3 proprio. Madonna, erano 10, 10. 11, 12, 12, 13. Più o meno comunque ragazzi diciamo che da stamattina fino adesso saranno 15-16 scosse effettive di bassa magnitudo. Diciamo la massima è stata fino a quella lì che è stata di 3,9 alle 11:36. Poi le altre 14 sono tutte comunque superiori 2,1, 2,2, 1,8, comunque c'è stata questa scia sismica che sta continuando ancora fino adesso, quindi diciamo che non si è fermata, quindi tanti giornali potete trovarli anche su internet, sciame sismico in Campania, così troverete sicuramente. Quindi ragazzi, per domani le scuole restano evacuate, diciamo, non si va domani a scuola perlomeno ad Avellino e dintorni, quindi domani ci sta proprio la chiusura delle scuole, onde evitare che si calma un po' la situazione. Quindi ragazzi vi auguro buona serata e ci sentiamo più tardi, quindi buona serata a tutti.